Tutto pronto a Custonaci, in provincia di Trapani, per l'annuale appuntamento divenuto ormai nazionale con la festa del tricolore edizione 2020 dedicata alle vittime del Covid-19 e ai sanitari che si sono prodigati per far fronte all'emergenza sanitaria. Ci anticipa tutto il presidente del centro studi Dino Grammatico, Fabrizio Fonte, per Voli Intervista. Siamo ormai quasi a ridosso dell'8ª edizione della giornata tricolore, un'edizione che si connota alla luce di tutti questi avvenimenti che hanno caratterizzato il 2020. Ciononostante abbiamo voluto fortemente in qualche maniera riproporla e diciamo che abbiamo ripercorso un po' le gesta dello scorso anno, cioè ricoinvolgendo tutti gli istituti culturali che poi ci hanno dato il là per presentare il manifesto della cultura non conforme e identitaria che abbiamo presentato lo scorso mese di novembre a Roma, alla Camera dei Deputati. La presenza dei loro rappresentanti nella nostra Custonaci è un'edizione dedicata purtroppo alle vittime del Covid-19 e soprattutto a tutti coloro, gli operatori sanitari che in prima linea ci hanno difeso, quindi hanno difeso la nazione italiana dinanzi a questa esperienza proprio alla luce della ripartenza. Il titolo della manifestazione è appunto il tempo delle idee per una nuova Italia. Vede come protagonisti parlamentari regionali, nazionali, anche un europarlamentare. Un'edizione che anche quest'anno vede assegnare il premio per la cultura della legalità e quest'anno per la prima volta lo diamo alla memoria. Lo diamo alla memoria dell'avvocato Enzo Fracalà e lo consegneremo nelle mani di sua figlia Marzia. Ci teniamo in maniera particolare noi del centro studi Dino Grammatico che di anno in anno appunto lo affidiamo a persone che in qualche maniera hanno testimoniato nella loro vita un'attività di contrasto appunto all'illegalità e nel caso specifico appunto a Cosa Nostra. Le ultime edizioni ci hanno veramente lanciato su un piano nazionale attraverso questa iniziativa e quindi chiamiamo a raccolta, seppur all'interno di un contesto appunto che è quello delle prescrizioni sanitarie, tantissimi amici il 26 settembre qui a Custonaci, un momento importante di riflessione perché l'Italia non si deve arrendere, perché gli italiani non si devono arrendere, ma tutti insieme dobbiamo ripartire, rilanciare questa nostra importante nazione. Ed è un frangente storico anche particolare, parlare di legalità dove alcuni anche di questi esponenti in qualche maniera manifestavano di facciata ovviamente una sorta di difesa appunto dei concetti legalitari e poi si è saputo alla luce di queste inchieste e ovviamente attenderemo poi gli esiti della magistratura, quindi dal punto di vista delle sentenze, che invece non era così. Essere veramente al di sopra delle parti, come dico io, e non al di sotto di ogni sospetto per noi è un momento importante.